Siamo a Guia e siamo al 50ª mostra del Valdobbiadene NDOCG all'interno della 29ª edizione della primavera del Polignano Valdobbiadene Prosecco. Ai nostri microfoni Michele Spagnol, neopresidente, quindi congratulazioni intanto per la nomina nella continuità naturalmente della Proloco, ma adesso si inizia veramente a lavorare con l'apertura. Sì, dopo qualche anno di collaborazione come volontario per la Proloco, mi hanno dato fiducia e mi hanno eletto presidente. Questo è il primo incarico della nuova Proloco e siamo qui finalmente con la 54ª mostra del Valdobbiadene NDOCG. La prima sfida, siamo quasi tutti giovani e un gruppo in gamba, quindi sono molto fiducioso che questa manifestazione potrà riuscire bene. Iniziamo il 19 aprile e finiamo il 5 maggio. Ci sono i nostri social, Facebook e Instagram, dove potrete rimanere aggiornati e poter seguire tutti gli eventi con tutte le particolarità. Sì, abbiamo quest'anno in mostra la bellezza di 34 produttori con tantissime tipologie diverse. Abbiamo i Valdobbiadene NDOCG, anche con la denominazione Rive di Guia, e poi abbiamo i tradizionali vini della tradizione, quindi i vini fermi, le basi spumanti, secco e amabile. Senza di loro che ci danno fiducia non avrebbe neanche senso fare la mostra. Vi aspettiamo quindi tutti ogni sera dal 19 aprile al 5 maggio dove potrete assaggiare un ottimo calice di vino e qualcosa da mangiare che di sicuro non vi dispiacerà. Teniamo anche noi al Presidente e a tutti i suoi collaboratori, li aspettiamo qui a Guia e naturalmente vi aspettano anche loro perché vi faranno assaggiare degli ottimi calici di Valdobbiadene NDOCG e qualche piatto della tradizione che solo noi sappiamo darvi. Quindi vi aspettiamo tutti e noi vi diamo appuntamento alla prossima. Yeah.